a San Martino vi siete inventati una ricetta molto originale. Sì, abbiamo creato un tortello bicolore con ingredienti semplici, per esempio tuorlo d'uovo e aglio orsino, colto nel bosco direttamente, e creato questo tortello, sì, con dentro dell'asparago di cimadolmo e del morlacco. Piatto. La preparazione di questo piatto è semplice, si impasta due impasti, uno con tuorlo d'uovo e uno con aglio orsino, e si allegano assieme e il procedimento poi è far sul tortello, però precedentemente si prepara l'asparago di cimadolmo tagliato a pezzetti, saltato in padella con un po' di cipolla e aggiunto del morlacco. E alla fine si fanno bollire per circa 2-3 minuti perché è un prodotto fresco e nel piatto si aggiunge un po' di aglio orsino come base, si saltano un attimo sull'olio d'oliva appena scottato il tortello e si aggiunge una finissima di asparagi. A casa è un po' un procedimento un po' particolare perché io che so, per dire la verità, eh, ho in mente tutti gli ingredienti e i passaggi da fare. È un po'. Sì, l'importante è dosare giuste le dosi tra l'aspargo, il morlacco e anche l'aglio orsino, perché l'aglio orsino è un po' un'erba saporita, molto saporita e si sente troppo, bisogna dosare anche quella bene.